nuovo buongiorno da Telefriuli, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. Una situazione allarmante, la più difficile dall'inizio della pandemia, così il vicepresidente della regione Riccardi descrive l'attuale impennata dei contagi. La regione tra oggi e domani stabilirà le misure da mettere in campo, probabile l'intervento sulle scuole perché la maggiore intensità di contagio, spiega Riccardi, si registra in questo momento nella fascia 11-13 anni. Vicepresidente, lei ha detto poco fa, sono queste le giornate più difficili da quando è iniziata la pandemia. Che cosa è successo in questi ultimi giorni? È successo che è stato un rialzo importante, poi la complessità e probabilmente diciamo tra le giornate più difficili non va dimenticato che c'è un anno alle spalle e questo determina il comportamento delle persone, che ovviamente è un anno che sacrificano pezzi di loro libertà, sono condizionati nei loro movimenti, nella loro vita normale. Poi c'è un peso importante, molto importante e faticoso di tutti gli operatori del servizio sanitario regionale, che hanno alle spalle un anno molto difficile. E bisogna anticipare alcune azioni che ci fanno vedere la tendenza dell'epidemia. Oggi l'Italia è sostanzialmente arancione, le due regioni in alto a destra, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, sono gialle, però oltre a essere confinanti con un sistema che è già arancione, viviamo anche i confini di Austria e Slovenia che hanno un'incidenza altrettanto elevata e cominciamo a registrare dati importanti nell'aumento del contagio, che di settimana a settimana ha registrato un 57% in più. Nella proiezione del calcolo dei dati rischiamo di restare zona gialla anche la prossima settimana, quindi è chiaro che noi dobbiamo assumere decisioni che ci facciano contenere questo fenomeno, perché altrimenti poi diventa complicato. Questo per effetto anche ormai è evidente, insomma, il problema delle mutazioni, della variante inglese che sta ovviamente circolando molto. Quando prenderete le prime decisioni da farsi, sulle contromisure da mettere in atto sostanzialmente? Io penso che oggi, al massimo domani, insomma, in queste 2 giornate dovremo assumere delle decisioni che anticiperanno delle soluzioni che altrimenti comunque ci potrebbero arrivare dal governo, ma forse potrebbero arrivare troppo tardi, ma non perché il governo, perché il sistema di monitoraggio ha questa distanza sulla fotografia dei dati. Si agirà sul fronte della scuola? Qual è l'orientamento? In sé per sé il tema non è la scuola, il tema è la circolazione del virus, dove oggi vediamo che quella fascia da 3 a 5 anni si è trasferita nella fascia come maggiore intensità di contagio nella fascia dagli 11 ai 13 anni. Quindi questo è sicuramente un elemento che non riguarda in sé per sé la scuola, ma riguarda la mobilità delle persone che frequentano la scuola. Quindi questo è uno degli elementi sui quali mi pare però che ci sia una tendenza nazionale su questo indicatore che insomma, adesso cercheremo di affrontare nelle prossime ore alcune decisioni importanti. Peraltro sono già state anticipate dal Presidente della Regione, che ha definito secondo me propriamente una situazione allarmante, e questo è. Il vicepresidente della regione Riccardi oggi dalla firma di una nuova convenzione fra Fondazione Progetto Autismo FVG e l'azienda sanitaria del Friuli Centrale. Nell'occasione sono stati somministrati i primi vaccini agli ospiti della struttura, ne abbiamo parlato con la presidente Elena Bulfone. Un nuovo passo avanti per la Fondazione Progetto Autismo FVG, un passo importante. Che cosa cambia con la firma di oggi? Dopo 2 anni e mezzo, grazie all'assessore Riccardi, al dottor Caporale e al direttore generale Braganti, abbiamo una convenzione completa. Quindi centro diurno adulti, centro diurno pomeridiano adolescenti e il progetto di indipendenza nei gruppi appartamento. Questo è un'opportunità fondamentale per le nostre famiglie, per ricevere respiro e sollievo, ma soprattutto per i ragazzi, per implementare le attività di indipendenza in una palestra di vita che è meravigliosa. Un risultato importantissimo che ha un valore davvero speciale, considerato l'anno che stiamo vivendo. Avete ricordato, più volte scontrati con la burocrazia che non si ferma nemmeno davanti all'emergenza.
Allora, l'Italia ha, oltre a tantissimi pregi, un grosso difetto, la enorme burocrazia, un impianto elefantesco che spesso vincola e impedisce di fare progetti importanti. Allora io credo che con Progetto Autismo e in una relazione strettissima con le istituzioni dell'azienda sanitaria e della regione siamo riusciti a vincere questa burocrazia terribile e a dare delle opportunità importanti alle persone. Una concretezza che passa anche attraverso le vaccinazioni. Certo, anche le vaccine sono fondamentali, importantissime. Io direi che anche tutti i protocolli, il rispetto dei protocolli, il rispetto di attenzioni e implementazione di programmi all'interno delle strutture, nelle case, quindi formazione e competenza sia dei genitori che degli operatori. Su questo dobbiamo puntare per il futuro, perché non sarà breve la faccenda del Covid, sarà molto lunga e dobbiamo imparare a conviverci, e questo è fondamentale. Torniamo alle misure legate al controllo della pandemia, perché la Slovenia potrebbe inasprire a breve il regime di controlli alle frontiere, reintroducendo l'obbligo del tampone negativo settimanale per i transfrontalieri, lavoratori e studenti che siano. È lo scenario evocato dal ministro degli interni sloveno durante un question time al Parlamento di Lubiana. Lo riporta il telegiornale del canale pubblico sloveno TV Koper Capodistria. Proprio per limitare i contagi potrebbe essere necessario reintrodurre i punti di controllo alle frontiere, ha affermato il ministro, specificando che una stretta potrebbe essere decisa da tutti i paesi dell'Unione Europea. Dovremmo rivedere chi può spostarsi senza test, probabilmente anche i lavoratori e gli studenti transfrontalieri dovranno farlo almeno una volta alla settimana. L'introduzione dell'obbligo del tampone anche per i transfrontalieri aveva causato alcune settimane fa polemiche tra Italia e Slovenia, costringendo Lubiana a fare un repentino passo indietro. C'è stata una raffica di ispezioni dei carabinieri del NAS di Udine nei bar degli ospedali del Friuli Venezia Giulia, 2 responsabili dei punti di ristoro che sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per cattivo stato di conservazione dei cibi e per irregolarità legate a normative antincendio. Sono 23 le ispezioni eseguite in Friuli Venezia Giulia dai carabinieri del NAS di Udine all'interno di bar e di servizi di ristoro collocati negli ospedali e nei presidi sanitari pubblici e privati. 6 le sanzioni amministrative elevate dagli uomini del capitano Fabio Gentilini e 2 le segnalazioni penali. Il responsabile di un bar che si trova all'interno dell'ospedale di Tolmezzo è stato denunciato perché deteneva alimenti in cattivo stato di conservazione. Sono stati sequestrati 15 kg di alimenti, pomodori e insalata destinati alla somministrazione al pubblico, conservati all'interno dei frigoriferi, risultati invasi da muffe e in evidente stato di deterioramento. Un altro controllo eseguito nel bar dell'ospedale di Latisana ha messo in evidenza invece la carenza di manutenzione periodica dei dispositivi antincendio e l'assenza dei cartelli che indicano il divieto di fumare. Sono state elevate sanzioni, in questo caso per 1.500 euro. La legale rappresentante del bar è stata denunciata all'autorità giudiziaria. Le ispezioni sono state eseguite 5 a Trieste, dove non sono state registrate irregolarità, 10 a Udine, dove 4 bar sono finiti nei guai, 5 a Pordenone, dove sono state elevate 5 sanzioni amministrative e infine 3 i controlli a Gorizia con una sanzione amministrativa. Il monitoraggio è stato realizzato di concerto con il Ministero della Salute e ha interessato tutto il territorio nazionale con la finalità di garantire la massima sicurezza alle persone che in questo periodo di pandemia accedono a presidi sanitari e ospedali per motivi di salute. Un controllo eseguito anche per prevenire contagi da Covid-19. In alcuni casi, non in Friuli Venezia Giulia, si sono registrati sovraffollamenti all'interno di questi punti di ristoro. Dopo lo stop di un mese fa, l'8 marzo, altro sciopero del trasporto pubblico di Pordenone, ancora alta la tensione tra sindacati e azienda.
Gli autobus di Pordenone si fermeranno di nuovo. Dopo le 4 ore di sciopero dell'8 febbraio, in concomitanza con la mobilitazione nazionale, i dipendenti di ATAP sono pronti nuovamente a incrociare le braccia lunedì 8 marzo, stavolta per una giornata intera. A proclamare lo sciopero le sigle sindacali FILT, CGL, FIT, CISL, FAISA, CISAL, dopo che le trattative con ATAP, l'azienda di trasporto pubblico del Friuli Occidentale, si sono arenate. Lo sciopero di un mese fa, che ha toccato adesioni del 90% nelle linee urbane e del 58% in quelle extraurbane, non è bastato a far riprendere il dialogo tra lavoratori e azienda, che già senza esito si erano seduti a un tavolo anche con la prefettura lo scorso dicembre. I sindacati chiedono una revisione dei tempi di percorrenza sulle diverse linee, la riprogrammazione dei turni di lavoro troppo pesanti e le assegnazioni da rivedere. Il personale incrocerà le braccia per 24 ore, ma garantendo la funzionalità nelle linee urbane dalle 6 alle 9, dalle 12 alle 15:30, mentre le extraurbane viaggeranno regolarmente dalle 6 alle 8:30 e dalle 12:30 alle 16. Nelle officine di ATAP saranno garantite le prime 3 ore di servizio, mentre i turnisti sono esentati dallo sciopero. Assicurata la presenza anche dei tecnici di movimento, un lavoratore negli uffici e il funzionamento delle biglietterie nelle fasce garantite. Così come saranno assicurate le corse per gli utenti disabili, il servizio scuolabus, il collegamento con gli aeroporti e il CRO di Aviano. Ieri pomeriggio un escursionista ha trovato un ordigno in una zona boschiva in località Medeazza nel comune di Duino Aurisina. Ha informato l'112, sul posto è arrivato il personale della squadra volante del commissariato di Duino che ha messo in sicurezza l'area in attesa dell'arrivo degli artificieri. Si trattava di un proiettile d'artiglieria calibro 75 mm risalente al primo conflitto mondiale. Un ubriaco ha interrotto il lavoro di medici e infermieri al pronto soccorso di Trieste, creando disagio in momenti concitati anche fra i pazienti, tanto che è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. È successo domenica sera, quando la Polizia di Stato ha denunciato per resistenza pubblico ufficiale un cittadino marocchino di 30 anni in palese stato di alterazione alcolica, che ha iniziato a disturbare e recare disagio all'interno dell'ospedale di Cattinara. È stato deferito alla Procura della Repubblica. È tutto per questa edizione, tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, arrivederci.